A seguito della recente ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio, qual è la situazione della strada 225 della Fontana Buona? Direi pessima. Lamentiamo una situazione diventata insostenibile. Posso comprendere che ANAS si è vista segnare l'arteria 225 in un periodo festivo, quindi parliamo del mese di agosto, però a 3 mesi di distanza non abbiamo visto grandi progressi. Non solo non rispondono alle richieste di intervento urgente, come fatte in questi giorni, ma non hanno neanche la compiacenza di comunicarci chi è responsabile di zona, quindi a 3 mesi di distanza vorremmo anche sapere chi è il referente di zona e oggi non lo sappiamo. Poi quantomeno è anche assurdo non ricevere cenno di risposta alle segnalazioni che abbiamo fatto con PEC, i comuni segnalano con PEC le situazioni di intervento, le richieste di intervento e ANAS non si degna neanche di risponderci. Quindi è diventata una situazione insostenibile, sono diffuse le buche anche pericolose lungo tutta l'arteria, soprattutto anche sul mio comune, quindi ieri ho scritto al prefetto affinché intervenga perché è diventato veramente insostenibile. Se riceviamo segnalazioni di guasti a autovetture da un minuto all'altro non possiamo più insomma, tollerare questa situazione perché dobbiamo prevenire danni a persone, quindi a questo punto bisogna che il prefetto intervenga. Quali sono i punti più critici dal vostro punto di vista? Ma per quanto riguarda Cicania abbiamo situazioni di pericolo sia a Pienezza che a Cicania, ma più che altro sono buche diffuse, ma abbiamo situazioni segnalate anche in altri comuni, quindi bisogna che ANAS quantomeno tolga il pericolo. Non chiediamo sia ripavimentata tutta l'arteria, anche se ne avrebbe necessità, però quantomeno di togliere il pericolo. Quindi in questa situazione ci viene anche da chiedere se si stava meglio quando si stava peggio, perché quantomeno quando c'era la provincia di Genova, poi città metropolitana, perlomeno le segnalazioni dei comuni intervenivano in tempo reale. Con ANAS purtroppo questo non avviene.